Cri cri, cri cri. Panna, frullati, passati, maionese, brown mini pimer alla velocità giusta per ogni cosa. Scelgo la velocità e una bella maionese non è più un problema. Visto? Brown mini pimer, il tuo aiutante di cucina. Loro si divertono e intanto bevono tanta salute, proprio fino in fondo, con Brown Citromatic. Citromatic è facile da pulire come da usare. Ecco fatto. Brown Citromatic, una fontana di salute. Corso di autodifesa per massaie. Vai, Seminonda! Perfetto, va bene così. Ora mi vedete, non è il mio beauty case, ma per la serie Corso per autodifesa per massaie vi parlerò di alcuni drammi che succedono nelle famiglie italiane. Il dramma del sacchetto dell'immondizia. Dato che in casa nessuno vuol portarlo giù nel bidone, viene lasciato lì per mesi e viene gonfiato di roba gonfia finché poi esplode e allaga tutta la casa. Allora, tante volte la massaia è costretta, perché essendo l'angelo della casa, per tenerla pulita, a prendere lei il sacchettino e portarlo giù nel contenitore. E può succedere, magari di notte, che passa di lì un maniaco da immondizia che gli dice: guarda che sacchetto, chissà cosa c'è dentro, perché in fondo nel sacchetto dell'immondizia c'è un po' il nostro mondo, ci sono cose di noi che abbiamo spolpato. E allora vediamo, io voglio insegnarvi come difendersi dal maniaco per immondizia. Chiamo un maniaco, può venire, venga. Caro, dunque, caro Zorro, io... Cosa c'è qua? È un guardiano notturno, va bene. Allora, lei ha capito, dunque, deve fare quello che dico io. Ora, io sono la massaia che deposita, si metta dietro di me. Faccia quello che le dico io, Io sto depositando il sacchettino. Lei dice: Dio, che sacchetto. No, per cortesia, Zorro, non rida, per favore. Deve dire: che sacchetto così gonfio, chissà in quella famiglia lì cosa c'hanno. Io sto buttando. E allora cerca di prendermi per la gola, provi un po'. Col braccio. No, ecco, così. Oh. Il colpo che io faccio, attento al microfono. No, mi stringe, se no. Il colpo, metti un po' la testa più in qua, ecco così, ecco, spunti. Il colpo, se uno ti prende di qua, guardate bene cosa fare. Prima fai un passo con la gamba, guardate la gamba bene, fai una carrà così. Solamente la carrà riesce a fare, in modo da immobilizzare il suo ginocchio. Seguite? Poi prendi da dietro i suoi capelli, così, e fai un endoten control. Poi, ruotando, giri così, e quando compare il magico rossore, è benefico, fai un endotel complex e lo butti giù. Vedi che è perfetto così? Ora c'è il problema che se il maniaco è calvo come Kojak, sei rovinato, perché ti ringrazio. Perché lo prendi per le sopracciglia. Se avete capito bene, adesso lo facciamo con una massaia. Una massaia, se può venire una signora. Può venire una signora. Se può venire, vediamo un po', no, ci vuole una massaia che abbia delle cose da buttare via. Venga per cortesia. Venga, non si vergogni. Un applauso. Buongiorno. Dunque, una massaia che abbia delle cose da buttare via. Lì, no. Cosa ridete? Dunque, allora lei ha al sacchetto e sta buttando, questo c'è il secchiello, no, guardi il secchiello, e lei deve dire, per favore, deve dire: sempre io a buttar via l'immondizia. Mio marito manda sempre me a buttar via l'immondizia, lo dica. Sempre io a buttar via l'immondizia, mio marito manda sempre me a buttar via l'immondizia. Cosa fa? Cosa fa? La ritiri su. E l'ha buttata sulla moquette. Stia lì. Dunque, io
Dunque io arrivo dietro, lei adesso dica sempre me e la butta, la butti. Butto? Sì. Sempre me. Io sono il maniaco. La prendo così. Seguite bene da casa. Dunque. La carrà così. Poi piano. Cosa fai? Un endotel control. Poi compare il magico rossore e fai, cosa fai adesso? Fai un endotel complex. La ringrazio. Fermi un momento, perché voglio raccontarvi una cosa sul dramma della spazzatura. C'è stato un notaio una volta che invece di mandare la moglie è andato lui a buttare la spazzatura, un notaio di Milano, un fatto vero, girava armato. È andato giù con la pistola a buttare via la spazzatura perché stava buttando via non so di cosa. È arrivato uno e gli ha chiesto un fiammifero. Il notaio gli ha dato il fiammifero, prego, gli ha fatto accendere la sigaretta. Questo tizio è andato via, il notaio si tocca e non aveva più il portafoglio. Allora rincorre questo qui, prende la pistola, mi ridia il portafoglio. Questo gli ridà il portafoglio, il notaio va a casa sua e sul suo comodino c'era il suo portafoglio. È la prima volta in Europa che un notaio fa una rapina fuori dal suo ufficio. Ciao a tutti, grazie! Ciao! Per un'alimentazione equilibrata occorrono proteine, vitamine, lipidi, sali minerali, glucidi, calcio, il giusto apporto calorico. Tutto questo lo trovi nel latte, l'alimento più completo, più sano, più naturale. Bevine di più. Il latte è una risorsa di salute, di energia, di bellezza. Tanto latte per vivere meglio.